Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Esplosione in un centro scommesse a Crotone. L'episodio si è verificato questa mattina all'alba. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rinvenuto una bottiglia con liquido infiammabile. Solo pochi giorni fa, sempre a Crotone, un altro locale, una pizzeria, era stato dato alle fiamme. Si tratta di un messaggio del racket, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Particolari nel servizio. Dal locale fuoriesce un fumo denso e nero. I vigili del fuoco con cautela rimuovono la saracinesca. All'interno vedete ancora fiamme. Siamo a Crotone, nel centro storico. Quello che va a fuoco è un centro scommesse. L'esplosione questa mattina all'alba. Paura per gli abitanti della zona svegliati da un forte boato. La deflagrazione ha divelto la saracinesca del locale che sarebbe stata cosparsa con liquido infiammabile. Il rogo ha provocato danni ingenti che l'intervento dei vigili del fuoco ha contribuito comunque a contenere. Le fiamme sono infatti state spente prima che si propagassero al resto dell'edificio. Nei pressi del locale i vigili del fuoco hanno trovato una bottiglia contenente liquido infiammabile. Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile di Crotone. È probabile dunque che si tratti di un messaggio del racket. Questa è almeno una delle ipotesi investigative, ma le indagini sono in corso. Sempre a Crotone venerdì scorso un incendio aveva distrutto un'altra attività commerciale, una pizzeria. Anche in quel caso sul luogo era stata ritrovata una tanica di benzina. 2 episodi in meno di una settimana che destano allarme e preoccupazione.